Bagliana Mirella. Bassetto Paolo. Bevilacqua Silvia. Bortolotto Giulia. Baraido Fabio. Braido Giovanni. Caldarta Antonella è assente giustificata. Carnelos Graziano. Cutifani Irene. Dareggian Antonio. De Bastiani Alessandro. Presente. Denardi Marta. Errante Lorenzo. Posocco Gianluca. Toffoli Thomas. Tonon Roberto e Uliana Antonella. C'è solo un solo assente, numero legale, siamo a posto. Bene, allora scrutatori: Uliana, Bassetto e Errante. Va bene? Grazie. Comunicazioni. Il sindaco Bagliana, prego. Ecco, allora buonasera a tutti. Io ho due comunicazioni. La prima è che in settimana si è finalmente riunito il comitato dei sindaci del distretto Pieve di Soligo e è stata nominata la giunta esecutiva del comitato dei sindaci e è stato eletto presidente Renzo Zanchetta, che è l'assessore di San Vendemiano, e fanno parte del comitato esecutivo il rappresentante del comune di Fara di Soligo, Perencin, l'assessore del comune di Vazzola e poi di diritto ci sono i rappresentanti del comune di Vittorio Veneto e del comune di Conegliano, i due sindaci, in quanto territori che ospitano l'ospedale. E già da lunedì il comitato esecutivo si riunirà per iniziare i lavori. Invece la seconda comunicazione che vi devo dare è in ambito sportivo. Volevo solo segnalare che domani, sabato 30 novembre, alle ore 14, la Piazza del Popolo ospiterà l'arrivo della prima Conegliano Valdobbiadene Prosecco Ultra Trail, che è una gara podistica lunga 51 km che si snoda sul cammino delle colline del Prosecco, quindi parte da Vidor ed esce a Serravalle e finisce a Serravalle per poi giungere qui in Piazza del Popolo. Ecco, ci tenevo solo a dire che questa è la prima edizione, è la gara la quarta lunghezza, nel senso che a Vidor e nella zona del quartiere si snodano la 10, la 21 e la 42 km, invece la 51 arriva fino a Vittorio Veneto. Invito gli appassionati, gli sportivi, ma anche i cittadini ad accogliere l'arrivo degli atleti dalle ore 14 in Piazza del Popolo. Grazie. Grazie Sindaco. Una comunicazione dell'assessore Ceccarini, prego. Buonasera a tutte e a tutti, grazie Presidente. A ridosso della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che è stata il 25 novembre, vogliamo riproporre un simbolo che è stato già approvato e deliberato dal Consiglio Comunale all'unanimità ancora nel 2017. Si tratta della campagna nazionale Posto Occupato. Un posto riservato a ciascuna donna vittima di violenza che prima che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sull'autobus, a scuola, in consiglio comunale, nella società. Questo posto vogliamo riservarlo a loro, un segno, un monito silenzioso per non dimenticare. Consigliere D'Areo, visto che lei si è prenotato, io adesso le do la parola. Lei sa che le comunicazioni sono riservate ai membri di giunta. Grazie Presidente, so benissimo lo statuto e il regolamento, ma volevo chiedere al Sindaco se nulla a che vedere, anzi sulla nomina di Zanchetta come Presidente della conferenza dei sindaci. Avete cambiato lo statuto perché dovrebbe essere un sindaco.
Solo qua, e questa è e chiudo il mio intervento. Prego, dopo forse. Intanto do la parola all'assessore Denardi, prego. Grazie, buonasera a tutti. Solo per dirvi, oggi è stata presentata nell'aula civica del Museo della Battaglia il programma degli eventi per il Natale nel calendario dal nome La magia del Natale a Vittorio Veneto. Potete trovare tutte le informazioni sul sito del Comune, sono oltre 100 eventi distribuiti dal 1° dicembre al 6 di gennaio che l'amministrazione realizza in collaborazione a oltre 50 realtà associative e istituzionali ed enti vari nella nostra città e non solo, perché ci sono anche associazioni provenienti da fuori Vittorio Veneto che si sono messe insieme per realizzare questo calendario unico. Colgo anche l'occasione per rinnovare i ringraziamenti a Barca Prealpi San Biagio, il nostro main sponsor, e a Edra Costruzioni, l'altro sponsor di queste iniziative, oltre che a tutti i tantissimi sponsor, li trovate qui dentro, che collaborano direttamente con le singole associazioni e con le singole iniziative per sostenerle. Grazie. Grazie, assessore Denardi. Do la parola al sindaco. Allora, consigliere Darè, relativamente allo statuto non è stato cambiato. La questione era che è stata trovata una soluzione c'era una questione politica, puramente politica, c'era una tensione tra due componenti politiche, non mi vergogno assolutamente di dirlo, e si è trovata la quadra candidando e eleggendo il presidente, come presidente l'assessore di San Vendemiano. Una quadra, una tensione che era tutta innata all'interno del centrodestra naturalmente, quindi si è sviluppata questa soluzione che ha trovato l'accordo di tutti. Grazie. Allora, abbiamo concluso le comunicazioni. Ora passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. DUP 2024-2026, quinta variazione, sezione operativa, programma triennale di lavori pubblici 2024-2026 ed elenco annuale 2024. Do la parola all'assessore De Antoni. L'aiuto del sindaco è stato importante. Buonasera. Quindi vi sottoponiamo alla vostra attenzione la quinta variazione della sezione operativa del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e relativo elenco annuale 2024. Il primo documento era stato approvato ancora lo scorso anno in dicembre dalla passata amministrazione, ci sono state 4 variazioni complessivamente, una fatta in febbraio, una in aprile, una in luglio e una in ottobre. Questa è che proponiamo, è la quinta variazione. È la quinta variazione che di fatto introduce 4 nuove opere, o meglio, per la verità, ne introduce solamente 2 nuove e una terza che nel piano delle opere pubbliche era riportata in un'unica soluzione, cioè la sistemazione della scalinata di Sant'Augusta, prevedeva nel piano operativo fino adesso, prevedeva un unico investimento, un unico intervento di 1.100.000 euro. Con questa modifica che vi proponiamo abbiamo pensato di suddividere questo importo di 1.100.000 in 2 lotti, uno da 700.000 euro e uno da 400.000 euro, per una questione risorse finanziarie disponibili e anche con l'intento di
capire bene che cosa riusciamo a fare con questo intervento, nel senso che anche parlando con il professionista è un'opera molto delicata quella della sistemazione della scalinata di Sant'Augusta, anche i materiali che sono stati proposti sono di una certa, come dire, anche non di un uso continuativo, quindi l'importante è riuscire a partire, vedere come risponde il sentiero attuale con questi interventi e quindi poi proseguire con il secondo lotto appena avremo le risorse già nell'inizio del 2025 che costituiscono appunto il secondo lotto. Il primo lotto di 700.000 euro ha una necessità di risorse solamente per 597.000 euro perché 103.000 euro erano già stati impegnati dalla precedente amministrazione. Quindi il primo intervento che proponiamo è sistemazione scalinata di Sant'Augusta, primo lotto 700.000, di cui in bilancio quest'anno impegniamo solo 597, in quanto 103 c'erano già. Il secondo intervento, quindi il secondo lotto, è sempre sistemazione della scalinata di Sant'Augusta, importo complessivo di 400.000 euro che proponiamo, speriamo di poter coprire il prossimo anno con contributi da parte di privati in quanto abbiamo attivato l'art bonus e 200.000 euro con proventi da alienazioni. Quindi ecco, il progetto complessivo di 1.100.000 che era contenuto nel vecchio programma viene suddiviso in questi due stralci e avendo già le risorse, avendo già ottenuto gran parte dei pareri, anzi il parere della sovrintendenza che era la cosa più importante, i lavori potrebbero iniziare appena le condizioni atmosferiche ce lo consentono, già ai primi del prossimo anno. È un'opera urgente, a cui tutti i vittoriesi sono molto legati e anche una responsabilità lasciare il percorso così come è adesso perché in effetti un po' per la mancata manutenzione di tanti anni, un po' per le piogge che ci sono state così intense, hanno effettivamente portato questo sentiero in condizioni davvero precarie, direi quasi pericolose su alcuni punti, per cui più presto riusciamo a fare questo lavoro e prima più siamo contenti, anche per evitare responsabilità da parte degli amministratori. Quindi questo allora il primo intervento è questo, il secondo intervento di cui avevamo parlato anche in un precedente Consiglio Comunale è il completamento della sede dell'Associazione Palazzo Piazzoni. Anche qui le risorse sono state individuate nell'avanzo di amministrazione 2023 che abbiamo già applicato al bilancio nello scorso Consiglio Comunale. L'intervento si rende necessario in quanto il progetto complessivo per la sistemazione del Palazzo Piazzoni prevedeva una spesa complessiva di circa 2.700.000 euro, una spesa, un investimento anche di tanti anni fa per la verità, e quando poi si è dovuto fare il lavoro si è dovuto andare all'appalto, la parte legata alle cucine, chiamiamole cucine, quindi alla sede dell'associazione, si è dovuta stralciare in quanto le risorse a disposizione non consentivano di procedere all'appalto. Quindi questi 355.000 euro che abbiamo preso dall'avanzo di amministrazione che abbiamo applicato al bilancio nello scorso Consiglio Comunale, ora li inseriamo nel piano delle opere pubbliche, quindi 355.000 euro per realizzare la sistemazione delle cucine. Il progetto non è cambiato, nel senso che nel progetto a suo tempo approvato c'erano anche gli interventi relativi a questi lavori e abbiamo infatti incaricato il professionista di togliere dal progetto iniziale questi lavori che assommano a 355.000 euro che speriamo di poter appaltare in tempi molto brevi. Il terzo intervento, che è un intervento assolutamente nuovo, è l'intervento per la manutenzione della pavimentazione in porfido di via Martiri della Libertà. Qui abbiamo previsto una spesa complessiva di 472.000 euro e anche questo è finanziato con l'avanzo di amministrazione 2023. Anche qui è un'opera che tutti conoscono, un problema che tutti conoscono, ogni volta che si passa con la macchina nel primo tratto soprattutto ci sono problemi, perché anche per le macchine ma non solo, per le biciclette, per le pozzanghere che si formano quando piove, è davvero una brutta strada di accesso al nostro, una delle parti più belle di Vittorio Veneto, cioè Serravalle, e quindi abbiamo ritenuto di dare priorità a questo intervento. L'intervento dovrebbe limitarsi dall'arco che c'è in entrata in prossimità della piazza Flaminio fino all'arco, quello della Torre dell'Orologio, un po' prima del negozio di fiori, per non fare nomi, avete capito che è il tratto più rovinato.
Il tratto su cui, quando è stato eseguito l'intervento, non è stata fatta la soletta in calcestruzzo, su cui poi sono stati sistemati i cubetti di porfido, come invece è stato fatto nel secondo tratto che va appunto dalla torre dell'orologio fino al ponte sul Meschio. Quel tratto infatti, pur essendo stato percorso da mezzi pesanti, insomma come anche il tratto di Serravalle, questa pavimentazione ha tenuto molto bene, salvo l'ultimo passaggio, gli ultimi 2-3 metri in prossimità del ponte, dove forse c'è stato penso io un problema di realizzazione dell'opera, per cui dovremmo intervenire per sistemare anche quel pezzettino lì, però insomma con questo intervento portiamo a compimento un'opera che sicuramente diciamo, è importante per il nostro comune. Il quarto intervento è quello di cui dicevo prima, quindi i 400.000 euro per il secondo stralcio della scalinata di Sant'Augusta, e come dicevo è il completamento. Col primo intervento si dovrebbe arrivare fino a circa un po' più di metà, dove c'è quella cappella un po' più grande, non mi ricordo bene, quello che si chiama, venendo da via Vinera in sostanza, dove si arriva con la strada. Il secondo tratto dovrebbe essere quello. San Lorenzo, sì, scusate, la cappella San Lorenzo, che è quella che si arriva appunto dalla via Vinera, dalla strada di Vinera, e quindi dovrebbe essere anche un intervento, è assolutamente il primo tratto un intervento completo, e il secondo intervento con questi 400.000 potrebbe essere completata la seconda parte. Questo in sostanza è la variante che proponiamo al piano delle opere pubbliche 2024-2026, per i quali appunto sono disponibile per qualunque vostra richiesta di chiarimenti. Grazie Assessore De Antoni. Apro la discussione. Prego chi si vuole prenotare. Prego, consigliere Toffoli. Buonasera a tutti, sindaco, assessori e consiglieri qui presenti. Visto che parliamo di interventi, vorrei appunto rivolgermi all'assessore De Antoni, vorrei ringraziarla perché sono iniziati i lavori di ripristino del muro del cimitero di Ceneda. Ecco. Ci eravamo sentiti anche tempo fa perché i cittadini mi avevano chiesto, erano preoccupati, d'altronde sappiamo i tempi, le tempistiche con i sinistri e quant'altro, visto che era accaduto un incidente con un mezzo straniero, ed ecco che finalmente appunto sono partiti i lavori, quindi grazie a nome mio e a nome di tutti i cenedesi. Grazie consigliere Toffoli, la parola al consigliere Darrè. Grazie Presidente, ringrazio anch'io la sovrintendenza che dopo 8 mesi finalmente si è degnata di dare avvio per ricostruire un muro, e quindi sono dei ringraziamenti dovuti, necessari, doverosi, anche perché mi ricollega sui lavori che lei ha appena illustrato, di cui siamo perfettamente d'accordo e quindi voterò sicuramente a favore, però siccome via Martiri, quella Parigi-Roubaix l'ho fatta io da sindaco, la seconda volta, sì, perché no, vorrei che la sovrintendenza avesse l'accortezza, il coraggio, la forza di cambiare idea, perché quando io ho chiesto di fare la soletta per posizionare il porfido, diciamo in maniera seria e corretta, come è stato fatto un po' più avanti da poco prima della torre dell'orologio, vorrei che la sovrintendenza fosse così accorta di non sprecare i soldi delle amministrazioni pubbliche sugli interventi, diciamo, minimali, perché si diceva che la soletta avrebbe provocato le vibrazioni sui palazzi. Mi pare che i palazzi abbiano resistito anche dove c'era la soletta, la torre dell'orologio è sana e bella, e quindi credo che cambiare idea sarebbe opportuno per la sovrintendenza, anche perché, ripeto, sono soldi che sono stati fatti, abbiamo perso il conto di quante volte abbiamo fatto quel tratto di strada, e quindi
chiedo anche dopo che ci sia da parte dell'amministrazione l'accortezza di non far passare certi mezzi pesanti, vedi gli operatori, trattori e quant'altro, perché hanno rimorchi che sinceramente sono pesanti. C'è un traforo che prima non c'era, quindi si può chiaramente utilizzare, e quindi chiedo, diciamo, che ci sia questa sensibilità. Vedo che state utilizzando praticamente nella sommatoria che ho fatto 1.526.900 euro di avanzi dell'amministrazione, quindi vuol dire che vi abbiamo lasciato, gli assessori hanno lasciato sicuramente, chi vi hanno preceduto abbiamo lasciato veramente un di che lavorare, e quindi vi ringrazio. Il mio sarà un voto a favore naturalmente per tutto questo, e ringrazio gli ex assessori per non averlo fatto. Grazie consigliere Zarè. Do la parola al consigliere Posocco. Prego, consigliere. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, ho già detto all'assessore De Antoni che concordo pienamente con quanto illustrato, con i progetti fatti e presentati questa sera. Bene Via Martiri, inserita nel piano opere pubbliche. La cifra mi sembra congrua, qualcuno mi diceva che con 70.000 euro si faceva tutto, infatti sono andati in avanzo nel 2023. E cosa dire, sul sentiero di Sant'Augusta benissimo, faremo qualcosa di veramente importante della città, è un percorso che attira tantissime persone, tantissimi vettoriesi che fanno sport, ma anche tantissime persone da fuori città che vengono ad ammirare la nostra città, le nostre colline. Approfitto, visto la comunicazione della sindaca riguardo al trail di domani. Sì, io sarò in piazza, è un trail che mi sembra ci sono nel complessivo di tutte le gare più di 4.000 partecipanti, di cui l'80% viene da fuori regione senz'altro, ok, mettiamola così. Vorrei ricordare che come vittoriesi ne abbiamo anche noi manifestazioni importanti. Siamo partiti con l'assessore De Antonio Sama, la Tuina di Vittoria, poi avevamo fatto quella bellissima la maratona del centenario, e poi abbiamo cominciato, c'è il Madruk, ci sono tante manifestazioni, c'è le 5 Creste, e oggi passando in macchina mi permetto di, così, magari sono distratto, ho visto per questa manifestazione una certa tranquillità burocratica. Io so che mediamente come amministrazione, e porta fuori le tansè, nei cartelli 4 giorni prima, e facevamo impazzire le associazioni. Questo mi sembra invece una cosa bene, perché sono contento che ci sia un po' di, come dire, semplificazione, mi sembra da vederla da semplice cittadino che percorre il Viale della Vittoria, e mi auguro che, se è stata semplificata la manifestazione di domani, funzioni così anche per le prossime manifestazioni che si svolgeranno a Vittorio Veneto da qui a sempre. Vi ringrazio. Grazie consigliere Posocco. Io non vedo altre prenotazioni. Se c'è qualcuno che deve replicare, altrimenti passiamo alla votazione. Sì, velocemente, no? Grazie per le osservazioni che avete fatto. Ci siamo posti il problema della sollecitazione sui palazzi, diciamo, quindi riteniamo possibile fare una sorta di giunto di dilatazione tra la soletta, e sa che in parte delle strade c'è una specie di cunetta, diciamo, con pietre anche diverse rispetto al porfido, quindi l'idea è quella di staccare, diciamo, la soletta da questa piccola cunetta, chiamiamola così, e quindi di non mandare le sollecitazioni, speriamo che sia una buona soluzione, di non mandare sollecitazioni ai palazzi, che come ha detto lei comunque non hanno
hanno subito danni dove abbiamo fatto la soletta. E pensiamo appunto sicuramente di fare un divieto di transito per i mezzi superiori a un certo carico, tant'è che anche con l'assessore Dus, quando si è parlato di far passare di nuovo gli autobus a Serravalle, si è detto sì, però non da 10 metri, da 6 metri, se no non possono passare, no? Questo l'abbiamo anche detto a MOM. Vabbè, sui soldi diciamo, abbiamo preso un po' meno di 1,5 milioni, abbiamo preso circa 900.000 euro e avanzano 950.000 euro e avanzano ancora circa 100.000 euro che abbiamo detto di tenere di riserva, perché gli uffici dicono non si sa mai, è meglio sempre avere una piccola riserva nel bilancio. Per il resto tutto ok. Prego, consigliere Dare. Grazie Assessore, naturalmente sì, ma probabilmente ho fatto un conteggio in più, ma che vanno nei 3 milioni e passa che comunque rimangono, perché non sono 1,5 ma sono 3, ma non importa, questi sono soldi che poi verranno impegnati. Volevo solo dire che quella soluzione del Giunto era stata fatta anche illo tempore, solo che diciamo chi a quel tempo aveva quella mansione di sovrintendente della sovrintendenza non era così predisposto a queste cose. Speriamo che, diciamo, cambiando, siccome che è soggettivo, non è perentorio e non ha una classificazione certa, speriamo che il nuovo sovrintendente, che non conosco, spero abbia questa accortezza. Volevo solo ringraziare anche perché il lavoro di Sant'Augusta riparte anche da un lavoro partito con la comunità montana, quindi vado a ringraziare l'ex presidente Silvia Salese che diciamo, aveva iniziato questa operazione. Vedo che ci sono 200.000 da parte del privato, era qualcosa in più? Così è a spanne adesso, so che io non ho visto chiaramente la documentazione e quindi chiedo così informazione, dopo per l'amor di Dio sono tanti anche quelli e ben vengono sicuramente, anche perché vanno a suffragio della nostra comunità e sono soldi che poi vengono investiti in un percorso che sicuramente è molto caro ai vitoriesi e non solo ai vitoriesi. Dopo la replica del consigliere Dare ha chiesto la parola il sindaco, prego. Giusto per condividere con il consigliere Posocco la questione della gara di domani, no? Giustamente lei ha rilevato che non ci sono cartelli chiusure, intanto perché appunto non è competitiva e quindi giustamente non sono previste interruzioni stradali, e poi mi viene da pensare perché appunto 51 km arriveranno un po' alla spicciolato e quindi sono previsti arrivi importanti lungo il viale, ok, quindi non verranno interrotto il traffico. Volevo solo dire rispetto a quello che osservava lei, anche rispetto a questa gara noi abbiamo dovuto manutentare per ben 2 volte il tratto di discesa dal Monte Baldo, e questa vorrei anche avvisare un po' la cittadinanza, è una grande questione, no? Quella della manutenzione dei sentieri, che lei giustamente ha iniziato con naturalmente Vittorio Veneto, esatto, che noi intendiamo portare avanti e perseguire quell'inizio e quello sviluppo che lei ha dato in accordo con le associazioni e il mantenimento e la sistemazione dei sentieri, perché altrimenti l'amministrazione da sola assolutamente non riesce, e quindi poi ci saranno altre occasioni per sviluppare magari assieme qualche concetto così di approfondimento. Replica del consigliere Posocco. Sì, Sindaco, siamo d'accordo so che avete il tratto del Baldo è stato ripulito. Su questo mi ricollego. Allora, quando le nostre associazioni locali organizzano una gara,
si impegnano, credo, chiedono il costo, il pettorale, l'organizzazione e si impegnano anche a pulire i percorsi. Fanno un gran lavoro, organizzano una gara, mettono in sicurezza il percorso e così. Qui hanno organizzato una gara, ha fatto tutto il comune, nel senso che grazie al comune di Vittorio Veneto e capisce cosa voglio dire. Sì, solo una precisazione, mi chiedeva il consigliere Darè. Formalmente agli atti c'è una disponibilità della cifra che abbiamo indicato da parte del privato e anche nei colloqui che abbiamo avuto con lui quest'anno, sì, negli ultimi mesi, ci ha confermato la disponibilità a versarci nel 2025 questo importo. Quindi diciamo, forse erano discorsi non concreti quelli che erano stati forse fatti, comunque formalmente agli atti esiste solo questo importo e anche dai colloqui fatti con la persona, insomma questo è l'importo che ci garantirà il prossimo anno. Bene, credo che a questo punto gli interventi siano terminati, quindi passo alla votazione. Prego consiglieri, potete votare. Hanno votato tutti, chiudo la votazione. La delibera è approvata, favorevoli 15, contrari 0, astenuti 1. Adesso immediata esecutività. Prego, votate. Bene, hanno votato tutti, chiudo la votazione. La delibera immediata esecutività approvata, favorevoli 15, contrario 0, astenuti 1. Grazie, possiamo passare al terzo punto dell'ordine del giorno, bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, variazione numero 5. E do la parola all'assessore De Antoni se prenota. Chiedo alla dottoressa Da Parè se può venire intanto per aiutarmi nelle cose che non sono. La dottoressa ha fatto un grosso lavoro assieme anche alla dirigente del settore finanziario per predisporre questi documenti e in questi giorni siamo veramente carichi di lavoro perché dobbiamo portarvi all'esame prima della fine dell'anno il DUP con il bilancio di previsione, che è una fatica davvero importante che cerchiamo di portare al più presto possibile, però tenetevi pronti anche negli ultimi giorni dell'anno perché le difficoltà sono davvero tanto grandi. Introduco solo la variazione di bilancio, poi lascio la parola alla dottoressa. Questa qui è questa variazione che viene fatta solitamente un po' da tutti gli enti, perché le variazioni di bilancio possono essere fatte entro il 30 di novembre e un po' tutti gli enti fanno, sono variazioni in genere per aggiustare alcune poste di bilancio sia in entrata che in uscita, dovute sia alle maggiori o minori entrate sia alle maggiori o minori spese, e quindi adesso poi la dottoressa vi spiegherà nel dettaglio. Le variazioni più importanti le potete trovare comunque sulle entrate e le spese in conto capitale,
dove effettivamente ci sono state, diciamo, due grosse entrate che non erano previste, e cioè un'entrata di totale di 222.000 euro dovuta in parte ai proventi delle sanzioni amministrative nel settore dell'edilizia e contributi straordinari pagati per deroghe e varianti, che dovrebbe essere appunto l'applicazione del condono, e quindi il condono edilizio, quello diciamo per difformità di lieve entità, che quindi ha portato delle risorse che non erano attese. Chiaramente questi 222.000 euro ci hanno aiutati poi nel fare quegli investimenti di cui abbiamo appena parlato, che per gran parte appunto sia la viabilità sia il sentiero di Sant'Augusta, sia la sistemazione di via Martiri. Il totale della spesa, diciamo, di questi due importi è oltre 1 milione, ma circa questi quasi 200.000 euro li abbiamo utilizzati da questi proventi che non ci aspettavamo di incassare, no? E che all'ultimo siamo stati ben contenti di riceverli. Se ritenete, la dottoressa potrebbe illustrare nel dettaglio le singole voci che hanno portato a queste maggiori entrate e a queste minori spese. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora, elenco le entrate e le spese più rilevanti. Impronto l'esposizione sempre col solito schema: entrate di parte corrente e spese di parte corrente. Entrate di parte capitale e spese di parte capitale. Allora, anzi meglio che parto dalla parte corrente. Allora, elenco le maggiori entrate di parte corrente, che ammontano a 104.000 euro. In dettaglio, le maggiori entrate riguardano 7.000 euro per i trasferimenti correnti da parte dello Stato e della Regione, 37.000 euro sono contributi regionali per il trasporto pubblico urbano. Queste sono sostanzialmente partite di giro che poi noi giriamo come risorse alla MOM. Poi abbiamo 42.000 euro di entrate extratributarie e 17.000 euro di un riparto fondo della legge 213. Poi abbiamo le maggiori entrate correnti per l'anno 2025, che ammontano a 65.000 euro, che riguardano 48.000 euro nella regolazione fondi Covid. Il Comune di Vittorio Veneto risulta creditore di circa 200.000 euro che vengono assegnate al Comune di Vittorio Veneto in 4 annualità, e quindi partendo dall'anno 2024, 24, 25, 26, 27. Per quanto riguarda invece la spesa corrente, si assesta a 223.000 euro e riguarda 1.000 euro per buoni pasto dipendenti, 4.000 euro per costi per servizi, sanzioni e codice della strada, 11.000 euro contributi istituti comprensivi e servizi per l'infanzia, 8.000 euro spese per la ristorazione scolastica, 15.000 euro contributo minimo vitale, 11.000 euro rimborso tributi, i 37.000 euro i contributi MOM che abbiamo visto prima in entrata, 6.000 euro per la manutenzione al sistema informatico, 48.000 euro l'IVA a debito che poi a dicembre dovremo versare come acconto, 5.000 euro per incarichi professionali, 10.000 euro contributi per attività turistiche, 8.000 euro spese per la disinfestazione, 41.000 euro per oneri previdenziali amministratori, 5.000 euro per un reintegro cautelativo del fondo di riserva. Dato che questa è l'ultima variazione dell'anno, ho ritenuto opportuno almeno di cautelativamente aumentare il fondo di riserva che sarà a disposizione per dicembre per eventuali spese urgenti. Abbiamo minori spese correnti per 77.000 euro che riguardano 5.000 euro per minori spese attività contrattuali, 10.000 euro minori spese per il vestiario della polizia locale che poi ritroviamo nell'anno però 2025, minori interventi per il sociale per 28.000 euro e per i contributi assistenziali,
13.000 euro risparmi dall'appalto calore e 20.000 euro di spese per la gestione dei rifiuti che sostanzialmente vengono rimputati nell'anno 2025. Per quanto riguarda invece la parte del conto capitale, l'entrata ha già riepilogato le due grosse entrate che abbiamo realizzato. Realizzato significa anche incassato. Sono 126.000 euro di proventi edilizi e sanzioni amministrative, i 96.000 euro del contributo straordinario e ho registrato anche 79.000 euro di una regolazione contabile di una permuta. Poi abbiamo la spesa in conto capitale che riguarda allora 5.000 euro spese per la digitalizzazione degli archivi delle pratiche edilizie. È un primo acconto di una spesa che sarà un totale di 137.000 euro, però 5.000 euro sono stati imputati nell'anno 2024 e della differenza, quindi 132.000 euro nell'anno 2025. Poi abbiamo 7.000 euro per spese per la sistemazione della scalinata e giardini pubblici, 12.000 euro per un allestimento di un automezzo della polizia locale, 14.000 euro per la manutenzione straordinaria delle telecamere per la videosorveglianza, 40.000 euro in carico Energy Manager e poi ho registrato praticamente 472.000 euro dei lavori via Martiri della Libertà che sono tutti finanziati con l'avanzo disponibile 2023. Ho registrato l'intervento di Sant'Augusta, sostanzialmente rimodulando l'intervento complessivo di 1.100.000, 700.000 euro nell'anno 2024, tutti finanziati con l'avanzo, a parte 100 euro di art bonus che abbiamo già incassato, e invece i 400.000 euro sono finanziati nell'anno 2025, sono in previsione, 200.000 euro con il contributo da privato che avete citato prima e 200.000 euro di alienazioni. Per pareggiare tutta la variazione ho applicato l'avanzo disponibile per 921.000 euro. Quindi, considerando che nelle precedenti variazioni abbiamo applicato esattamente 2 milioni, anzi 3 milioni di euro, 2 milioni di euro, adesso abbiamo applicato 921.000 euro, rimane come avanzo disponibile 159.000 euro. Di questa variazione è stata sottoposta al Collegio dei Revisori dei Conti e ha avuto il suo parere favorevole. Io grazie per l'attenzione e sono a disposizione per eventuali domande. Grazie dottoressa De Parè. Do la parola all'assessore Dus, prego. Buonasera. Ringrazio anch'io la dottoressa De Parè per il lavoro svolto e in generale tutti gli uffici. Mi inserisco solo in questa variazione per spiegare brevemente uno degli oggetti di questa variazione che riguarda la digitalizzazione dell'archivio. È un progetto abbastanza ambizioso, il nostro archivio di pratiche edilizie è di oltre 300 metri e con questo primo tranche andremo a digitalizzarne 120 metri. Chiunque di voi abbia mai fatto accesso a atti per una pratica edilizia ha dovuto spesso attendere tempi rilevanti, soprattutto durante il periodo legato al 110. Questo dovuto al fatto che abbiamo appunto un archivio completamente cartaceo e che quindi ogni volta per andare a recuperare faldoni, documenti anche di epoche lontane ci vuole tempo, bisogna scansionare, trasmettere a richiedente, insomma è una pratica piuttosto lunga. I professionisti ne sanno ben qualcosa, ma generalmente i cittadini si lamentano giustamente per questi tempi e che a volte mettono a rischio anche l'intero finanziamento.
Grazie a questo fondo metteremo appunto a disposizione la prima tranche e quindi la prima parte di digitalizzazione. Quello che vedete è una piccolissima somma che investiamo già nel 2024 e serve per andare a fare la pratica per la sovrintendenza, perché ovviamente anche l'archivio deve essere vagliato dalla sovrintendenza per essere poi digitalizzato. Siccome ci vogliono anche qui tempi molto lunghi, abbiamo deciso di investire fin da subito in modo da essere pronti per il 2025 con la vera e propria digitalizzazione. Grazie, se ci sono altre domande sono a disposizione. Prego, consigliere Uliana. Un'altra voce di 40.000 per l'incarico Energy Manager, volevo capire di che cosa si tratta. Prego, consigliere Tonon. Grazie Presidente. Alcune domande per tentare di comprendere appieno alcune delle voci che lei, dottoressa, ha spiegato. Volevo capire, uno, di quali tributi si tratti. Mi riferisco alla parte corrente come maggiori spese di 11.992 euro. E poi i 48.000 euro per IVA relativa a servizi commerciali, quale tipo di attività era stata fatta che ha portato a questa spesa. E poi chiedevo dei 41.000 per oneri previdenziali, perché se non ricordo male era già passata una cifra, non mi ricordo quale, per quanto riguarda il TFR, chiamiamolo così, il trattamento di fine mandato del sindaco, e quindi volevo capire a cosa si riferisce questa partita. Inoltre, visto che è una partita di giro in questo caso, i 79.000 euro rotti citati della regolazione contabile che vedo in entrata e in uscita come conto capitale. La domanda ultima riguarda il progetto che ha appena illustrato l'assessore, il vice sindaco Dus. Chiedo se la cifra prevista totale a questo punto di 137.250 euro sono sufficienti per fare tutto il lavoro o se si tratta in questo caso di una prima tranche, perché ahimè chi è amministrato sa che l'archivio, oltre ad essere cartaceo, è anche dislocato in più di una sede. Credo sia un'operazione sicuramente vista favorevolmente non solo dai professionisti ma anche dai cittadini che singolarmente possono avere bisogno o potranno avere bisogno di accedere ai documenti, molto spesso anche datati. Però, vista anche la mole di documenti che ci sono negli archivi, chiedo appunto se questa cifra sia sufficiente. Grazie. Grazie consigliere Tonon. Qualcun altro deve intervenire? Prego. Beh, intanto do la parola allora all'assessore Dus che doveva rispondere. Sì, allora l'Energy Manager è un'idea che nasce dal fatto che noi ci troviamo, in termini generali, ad avere numerosissime richieste, ad esempio, per l'installazione di colonnine di ricarica elettrica per le automobili.
E questo è un tema. Il secondo tema è un avvio di una comunità energetica ad opera dell'Unione Montana, dove noi stiamo aderendo, e questo è il secondo tema. C'è poi un tema di impianti fotovoltaici del nostro comune, alcuni di nostra proprietà, altri invece che sono stati realizzati da CIT, ad esempio, e altri ancora che stanno partendo. C'è un tema legato alla pubblica illuminazione, il consigliere Posocco più volte ha ricordato in consiglio comunale che c'è un project financing in merito a questo. Ci sono quindi dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, da mettere a sistema un po' tutte queste questioni legate appunto alla tematica energetica, ovviamente legata anche poi al calore, eccetera. E per far questo abbiamo ritenuto necessario dotarci di un energy manager, cioè di una persona che potesse guidare un processo di riorganizzazione dei servizi energetici della nostra città, pensato però in maniera globale e non singolarmente, perché altrimenti si rischia o di favorire un'azienda piuttosto che un'altra, questo ad esempio per quanto riguarda l'installazione di colonnine, oppure di perdere delle opportunità a discapito anche in questo caso di altre. In questo caso una figura così competente, cioè con delle competenze così specifiche all'interno del comune non ce l'abbiamo e quindi dovremmo esternalizzare questo servizio. Sì, rispondendo invece al consigliere Tonon, no, ahimè questa cifra qui, che è comunque impegnativa, copre appunto solo una piccola parte e cercheremo di capire se riusciremo a trovare dei fondi per coprire tutti i 300 metri. Il lavoro è sì importante ma anche abbastanza lungo perché appunto le pratiche devono essere scatolate, autorizzate al trasporto, portate via, scansionate, riportate e riordinate. Quindi c'è anche da parte degli uffici una richiesta di lavoro importante, anche perché comunque continueranno ad avanzare le richieste di accesso atti come avviene adesso. Però prima o poi si doveva iniziare, quindi iniziamo da questa prima variazione. Prego. Allora, eccomi, per quanto riguarda il rimborso dei tributi, attiene esclusivamente a un rimborso IMI, a diversi rimborsi IMU sostanzialmente. Per quanto riguarda invece i 48.000 euro, trattasi di versamento IVA a debito. Il Comune tiene sostanzialmente una contabilità di IVA sostanzialmente per i servizi rilevanti ai fini IVA. Noi abbiamo diversi servizi rilevanti qualora il Comune stesso si pone in una situazione di concorrenzialità rispetto alle attività presenti sul mercato. Quindi noi gestiamo, adesso non so se me li ricordo tutti, comunque gestiamo agli effetti dell'IVA il trasporto scolastico, la ristorazione scolastica, le piscine comunali, gli affitti, e il teatro, abbiamo aperto una posizione IVA anche per il teatro, queste comunque sono le più rilevanti.
Allora, il Comune mensilmente praticamente predispone la liquidazione mensile IVA, c'è un IVA debito, una IVA credito, e ad esempio per il mese di ottobre e novembre eravamo a debito. E sostanzialmente a dicembre dovremo versare l'acconto dell'IVA pari al 98%, e quindi abbiamo richiesto questa somma che è sostanzialmente l'acconto dell'IVA di dicembre, che verrà versato con le modalità dell'F24 telematico. Sì, ho finito. Prego, Assessore Di Antoni. Assieme alla dottoressa Costalunga rispondiamo su due cose. Una rispondo solo io, che sono quei 79.446,15 euro di regolazione contabile in base a una permuta. È una vecchia convenzione di più di 10 anni fa, credo, in cui diciamo, dei privati cedevano al comune un pezzo di terreno e in cambio il comune dava al privato un altro terreno. È una permuta, diciamo, quindi di uno scambio di terreni che deve essere contabilmente evidenziato nel bilancio con l'importo relativo. Chiaramente una permuta è pari, però deve essere computato in bilancio questo importo. Invece per quanto riguarda quelli 41.000 euro per oneri previdenziali e amministratori, si tratta di una partita, diciamo, relativa agli amministratori dell'anno scorso, che ha però una, diciamo, complicazione giuridica che adesso un attimo la dottoressa spiega. Fai ospite anche tu. Vai. Vai. Sì, buonasera a tutti. Allora, relativamente a questo importo che riguarda appunto i contributi da corrispondere agli amministratori che svolgevano l'attività di liberi professionisti. È intervenuta quest'anno infatti la sentenza da parte della Corte di Cassazione, la numero 18.396 del 2024, che ha sancito che gli enti locali devono obbligatoriamente versare i contributi per gli amministratori liberi professionisti anche se non vanno in aspettativa, ossia non sospendono durante il loro mandato l'attività di lavoro autonomo. Sul punto si era espresso il Ministero dell'Interno con un parere risalente al 2014 e si era espresso in maniera, diciamo, diversa. La Corte di Cassazione invece adesso ha dato un'interpretazione, diciamo, diversa. In realtà la norma è quella del TUEL, del Testo Unico degli Enti Locali, dell'articolo 86, secondo comma, che nulla dispone circa l'obbligo di astenersi dall'attività professionale da parte del lavoratore non dipendente durante lo svolgimento del mandato. Quindi, non essendoci appunto questo obbligo di astenersi, finora, diciamo, non erano stati riconosciuti i contributi. La Corte di Cassazione ha aperto, diciamo, questa possibilità. Abbiamo avuto due domande per cui, essendo un obbligo, o meglio l'interpretazione è nel senso di obbligare gli enti locali, abbiamo in questa variazione previsti l'importo corrispondente a ciò che dobbiamo rimborsare. No, è una Cassazione, non sezione unita. Grazie. Allora, vediamo se ci sono altre prenotazioni. Prego, consigliere Tonon. Grazie. Una battuta per il collega Dare. È stata molto veloce la soprintendenza rispetto alla Cassazione, allora. Per la Cassazione ci ha messo 10 anni più o meno, quindi possiamo dire che è stata veloce. No, la domanda che faccio all'assessore al bilancio, con un minimo di preoccupazione per quanto riguarda il bilancio, se adesso le cifre, perché mi pare di aver capito dalla risposta della dottoressa che qualunque libero professionista che sia amministratore
ha diritto ad avere pagati in sostanza gli oneri previdenziali, per farla breve. Quindi tutti i liberi professionisti che ci sono, non so quanti sono, in giunta, hanno diritto ad averli. Domanda: sono stati già previsti nel bilancio previsionale? E la seconda domanda è: quanto pesano, punto di domanda, all'anno? Grazie. Sì, per quanto riguarda il bilancio, le risorse sono già state accantonate nel consuntivo 2020-23, quello che abbiamo approvato ad aprile. In effetti questo è solo un'applicazione dell'avanzo accantonato e quindi sostanzialmente le risorse erano già nell'avanzo, le abbiamo sostanzialmente applicate al bilancio. Preoccupazione se ce ne sono degli altri. Adesso non ho il computer, ma insomma mi sembra che abbiamo stanziato 131.000 euro, quindi le risorse ci sono per eventuali future. È un invito a fare domande. Domande. Sia chiaro. Se proprio volete potete farlo, però non è che sia un invito a tutti. No. Le risorse sono già stanziate. 131? Bene, grazie. Esce il consigliere Posocco. Allora io non vedo altre prenotazioni, chiudo la discussione. E apro la votazione. Prego, votate. Chiudo la votazione. Allora, la delibera è approvata, favorevoli 12, contrari 1, astenuti 2. Adesso votiamo l'immediata esecutività. Aperta la votazione. Hanno votato tutti. Chiudo la votazione. Immediata esecutività approvata, favorevoli 12, contrari 1, astenuti 2. Bene, il Consiglio Comunale è concluso, arrivederci alla prossima seduta. Grazie.